quindicenne armato di coltello rapina un coetaneo, poi minaccia la famiglia della stessa vittima. È accaduto a Castelfranco, lo studente è stato arrestato dai carabinieri. È stato trovato agonizzante sotto le mura di Treviso da alcuni consiglieri comunali che lo hanno soccorso. L'uomo è morto poco dopo in ospedale, ha aperto un fascicolo conoscitivo. Oltre 20.000 prestazioni sospese a causa Covid da recuperare in 3 mesi. Nell'ULSS 2 si lavorerà anche nei fine settimana. Sospensioni in vista per 120 sanitari Novax. Da oggi aperte le prenotazioni per la terza dose per gli over 80. L'annuncio di Zaia: intanto migliora la situazione in Veneto, ma bisogna aspettare metà ottobre per vedere l'impatto delle scuole. Rubato l'arco dell'atleta paralimpica trevigiana Asia Pellizzari. L'appello ai ladri: se è stato rubato per bisogno sono pronta a dare un aiuto economico, ma restituitemi il mio arco. Oltre 20 scosse di terremoto nelle ultime 24 ore tra Miane e Valdobbiadene. Cresce la paura tra i cittadini, l'appello dei comuni alla prevenzione. Dal 22 ottobre al via la stagione lirica e concertistica al Teatro Mario del Monaco di Treviso. La ripartenza con Green Pass e capienza all'80%. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano con i fatti di Castelfranco. Un quindicenne è stato arrestato con l'accusa di aver rapinato un ragazzino coetaneo di appena 14 anni, ma non solo. Partiamo da qui. Ha puntato il coltello alla schiena di uno studente di 14 anni, poi afferrandolo per il collo lo ha costretto a seguirlo in un'area isolata vicino alla stazione delle Corriere di Castelfranco. La vittima, che stava andando a scuola, è stato aggredito da un quindicenne originario del Bassanese ma residente nell'area castellana. Violento e determinato, ha obbligato il giovanissimo a consegnargli l'iPhone e a dargli la password di accesso. Poi ha gettato via il coltello, un'arma della lunghezza complessiva di 17 cm, di cui 7,5 di lama, e poi si è allontanato. Successivamente il ragazzo ha contattato i genitori della vittima proprio per chiedere di poter accedere a tutta una serie di funzioni del cellulare che erano in quel momento bloccate, quindi minacciando di possibili ritorsioni nel caso in cui appunto queste password di sblocco non gli fossero state date. Un piccolo malvivente in erba non solo ha minacciato di distruggere il cellulare rubato, ma anche di far del male al figlio se fossero state avvisate le forze dell'ordine. Sotto shock la famiglia ha chiesto aiuto ai carabinieri. Le ricerche sono partite immediatamente ed è stato individuato, è stata anche recuperato l'arma utilizzata per compiere questo gesto criminoso. Attualmente si trova ristretto presso la propria abitazione. Il GIP presso il Tribunale dei minorenni di Venezia ha emesso a suo carico una misura cautelare. Il quindicenne è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata. Inizialmente sostanzialmente ha negato gli addebiti dicendo che aveva ricevuto questo telefono da un suo conoscente, però poi insomma è stato smentito subito dai fatti, perché dal cellulare era già stata tolta la SIM ed era stata anche cambiata la password di accesso, quindi poi insomma c'è stata la missione da parte del ragazzo per quello che aveva fatto. Il Tribunale dei minori di Venezia ha ritenuto che ci fosse il rischio concreto che il giovane potesse commettere ulteriori gesti criminosi. Spaccio, rapine, sempre più spesso ad essere coinvolti sono giovanissimi. Sono segnali sicuramente che dobbiamo cogliere, e quindi sicuramente oltre all'attività di contrasto che viene svolta quotidianamente dalle nostre stazioni c'è ovviamente la volontà di svolgere anche un'attività di prevenzione coinvolgendo tutte le altre agenzie educative, le istituzioni, proprio per cercare di prevenire fenomeni di questo tipo. Fondamentale, spiega il colonnello Turrini, è fare rete tra istituzioni e famiglie, ma soprattutto ora post pandemia i carabinieri potranno tornare a scuola per fare prevenzione e parlare con i ragazzi di regole e legalità. Anche perché da Castelfranco a Treviso quella del baby bullismo è una vera e propria piaga, ve lo abbiamo documentato più volte in queste settimane. Sabato sarà ancora blindato il centro di Treviso, ma partiamo da una testimonianza davvero particolare. È successo a me, lo dico proprio qui in diretta, è successo a me 2 sabati prima, ero in moto, mi sono fermato in centro, sono passati 2 ragazzi sulle strade pedonali, mi ha sputato sulla moto. Treviso blindata per il 3° sabato consecutivo a causa del crescente fenomeno del baby bullismo, preoccupatissimi gli esercenti del centro e l'intera comunità.
Bisogna che capiscano che queste cose a Treviso, e io spero ovunque, non sono accettate e non sono soprattutto prese alla leggera. Cioè una scazzottata in centro, ma anche in un quartiere, se verificata, viene punita nel modo corretto. Un grave fenomeno sociale dove spesso le famiglie si fanno complici giustificando il comportamento dei propri figli. Stiamo intervenendo con l'ausilio delle forze dell'ordine perché in questo momento dobbiamo interrompere questi episodi, però soprattutto dobbiamo coltivare una nuova cultura, un nuovo senso civico e lo faremo partendo dall'educazione dei più piccoli, coinvolgendo anche i genitori di questi ragazzi, perché è evidente che c'è un vuoto familiare. Il supporto delle forze dell'ordine è fondamentale nell'attuare una serie di misure che possano responsabilizzare coloro che commettono gli atti vandalici. Per queste persone qua, per questi ragazzi, ovviamente ci sarà una denuncia con il conseguente DASPO urbano. Francamente io spero che queste situazioni siano limitate, ma lo dico per i ragazzi, non tanto perché mi diverto a denunciare, però chi compie dei gesti particolarmente gravi come aggressioni a cose o persone deve essere denunciato e deve pagare fino in fondo i danni che combina. E tra le misure che potranno essere adottate c'è anche il DASPO urbano, che viene valutato se applicare ai ragazzi che sono già stati individuati dalle forze dell'ordine. Li convochiamo unitamente ai genitori, perché la responsabilità è sì dei ragazzi ma anche dei genitori, e poi in base all'atteggiamento che assumeranno, all'assunzione di responsabilità e all'ammissione delle loro colpe decideremo come procedere. Rimaniamo a Treviso per raccontarvi una vicenda ancora tutta da decifrare. È stato trovato agonizzante sotto le mura la notte scorsa da alcuni consiglieri comunali che lo hanno soccorso. Poco dopo è morto in ospedale. Ancora tutta da risolvere, decifrare, dicevamo, la morte di un uomo di circa 40 anni del quale ancora non si conosce l'identità. È stato aperto un fascicolo dalla procura. Io mi sono accorto di questa sagoma per terra, ma così era buio, dunque non è così. Abbiamo visto, siamo scesi per primo, ma giusto non parlavo, altro respirava, aveva un respiro insomma normale da quando ci sembra, ma non si capiva chi era o chi non era. Sanguinava dalla testa e anche dal naso, ma non si capiva dove o cosa. È il consigliere Giancarlo Datos il primo a fermarsi per prestare soccorso. Lo seguono in pochi istanti il collega Andrea Beraldo e l'assessore Sandro Zampese. Stanno rientrando con le loro rispettive auto dal Consiglio Comunale quando a mezzanotte circa al varco Filippin vedono un uomo riverso sul ciglio della strada. Respirava, io ho tentato di dirgli qualcosa, tipo mi senti, eccetera, non rispondeva e quindi non aveva queste reazioni. Poi è arrivato anche un infermiere in borghese e poi abbiamo aspettato l'ambulanza, ho chiamato l'ambulanza 118. Una volta al Cafoncello l'uomo muore poche ore dopo, i sanitari informano la polizia, a muoversi è la squadra mobile guidata da Immacolata Benvenuto. A me hanno chiamato alle 3 di questa mattina. Sono sceso da casa e abbiamo compilato il verbale dettagliato di quanto è accaduto. Due i fronti di indagine, il primo capire l'identità dell'uomo, 40 anni circa, probabilmente dell'Est Europa, ma non c'è alcuna certezza. Secondo, ricostruire la dinamica e le sue ultime ore di vita. L'ipotesi principale è quella della caduta accidentale, forse dall'alto, dal passaggio pedonale sopra le mura. Effettuati i test tossicologici, nelle prossime ore sarà eseguita anche l'autopsia, seppure da un primo esame non sarebbe emerso nessun segno evidente di colluttazione né coinvolgimento di terzi. Il trauma cranico allo stato attuale sarebbe compatibile con una caduta. Il fascicolo aperto dalla procura è di tipo conoscitivo, quindi senza indagati né ipotesi di reato. Resta però una vicenda sulla quale fare luce. Ci dispiace indubbiamente perché mi sembra che sia stato un ragazzo giovane, una giovane età, e vederlo là così veramente è stato un trauma non da poco, anche perché essere impotenti davanti a una cosa del genere non è facile, vedere questa persona così, dunque non sappiamo cosa sia successo e per cosa sia deceduto. Ecco. Oltre 20.000 prestazioni tra visite e interventi da recuperare in soli 3 mesi da qui alla fine dell'anno. Questi conti aggiornati dell'ULSS 2 Marca Trevigiana che per far fronte all'aumento di lavoro ha ricevuto 5 milioni di euro aggiuntivi dalla Regione.
Le visite da recuperare sono circa 16.000 e gli interventi circa 6.000, è un lavoro oneroso tenendo anche conto del fatto che i nostri hanno avuto un periodo difficile, duro, legato al Covid. Io ringrazio la popolazione perché ovviamente avranno cura e attenzione nell'aspettare un attimo, ma credo che tenteremo di raggiungere l'obiettivo. A disposizione per fare tutto questo ci sono 3 mesi di tempo da qui alla fine dell'anno, oltre 20.000 prestazioni da recuperare, quindi 3 interventi e visite specialistiche. Alcune aree sono più in difficoltà di altre. In particolare la pneumologia, dove non abbiamo pneumologi, ne mancano 8-9 nella nostra ULSS. La dermatologia, dove l'unico punto di riferimento è l'ospedale di Treviso, è per tutta la provincia, e quindi anche qui è un altro problema, e la radiologia dove mancano radiologi, soprattutto nelle sedi periferiche, Montebelluna e Conegliano. In termini pratici si prevedono straordinari sia in ambulatorio che in sala operatoria. Significa lavoro ulteriore in libera professione aziendale, in prestazioni aggiuntive, che verrà fatto il sabato e la domenica, ma anche soprattutto per le sale operatorie in verticale, quindi lavorando fino alle 8, alle 20:30, 21 anche la sera. In un contesto che sarà di massima operatività, certo peseranno le ulteriori sospensioni del personale Novax avviate dalla direzione. Sono partite le lettere, 120 persone della nostra ULSS, tutti dipendenti, che entro l'11 di ottobre dovranno vaccinarsi, se non lo faranno dal 13 sono a casa sospesi. Ripercussioni organizzative potrebbero esserci su alcuni reparti. Abbiamo una rianimazione, noi speriamo che i colleghi che lavorano si mettano una mano nel cuore. Più in generale la macchina vaccinale procede a pieno regime, la novità di queste ore riguarda la terza dose per gli over 80. Stiamo aprendo oltre 60.000 slot, quindi posti per gli over 80, pronti, anzi felici di poterne aprire anche la prossima settimana altri 30-40.000 per raggiungere l'obiettivo almeno del 75%. E proprio su questo, la terza dose per gli over 80, si è concentrato oggi a Marghera il presidente della regione Zaia. Dalle ore 12 di oggi sono aperte le prenotazioni per la terza dose per gli over 80 a Terminale. Oltre alla categoria dei fragili, degli anziani, delle case di riposo e dei sanitari, la Regione Veneto ora apre le terze dosi anche agli over 80 con prenotazione direttamente dal portale. Può prenotare la terza dose per chi ha più di 80 anni da subito. Il sistema è intelligente, l'assessore ha seguito questo lavoro e quindi dà la possibilità di prenotare se hai fatto la seconda dose a più di 6 mesi. La campagna in Veneto procede spedita e in una settimana è aumentata la copertura vaccinale della popolazione. La scorsa settimana eravamo a 80,9 percentuale regionale e udite udite, mi sa che sia vera quello che ho detto, che arriviamo all'85%, siamo già all'82,3%. A dimostrare l'efficacia dei vaccini i dati che arrivano dal report settimanale che mostrano un Veneto con un'incidenza di 40,7 casi ogni 100.000 abitanti, un RConT a 0,86. L'occupazione delle terapie intensive cala di un punto percentuale e si attesta al 5%. Medesimo andamento per l'area non critica che è al 3%. Un bilancio positivo, ma è necessario attendere metà ottobre per analizzare quello che sarà l'impatto dell'apertura delle scuole sull'epidemia, vista l'esperienza dell'anno scorso, quando con il rientro in classe degli studenti si era registrata una recrudescenza del contagio. Linea blu, quella dell'anno scorso, quindi vedete la freccia blu, vedete che dopo la freccia inizia a crescere, sono i contagi che crescono dopo l'apertura delle scuole. La linea rossa è quella attuale, cioè 2021, luglio 2021, settembre 2021, dall'apertura della scuola freccia rossa, calano i contagi. E a proposito di scuole, la dottoressa Russo, responsabile della prevenzione regionale, ha analizzato nuove linee di intervento in caso di positività in classe per evitare la quarantena di tutti gli studenti. Si possono tenere presenti ad esempio dei parametri, no? Quanti vaccinati ci sono in quell'aula? Ma non in via discriminatoria, per applicare un algoritmo che dice la possibilità in presenza di tutti questi vaccinati è che comunque si è creata una bolla anche a favore di quelli che non sono vaccinati. Prima. L'altro aspetto, dov'è fisicamente che
a che distanza si trovava l'eventuale positivo rispetto agli altri ragazzi. Un piano che il Veneto ha presentato durante la prima riunione del neocostituito gruppo di lavoro per la quarantena scolastica, di cui fanno parte Regioni, Istituto Superiore di Sanità e Ministero. Intanto si attendono le linee guida anche per la somministrazione del vaccino contro l'influenza stagionale, di cui il Veneto ha acquistato 1.688.000 dosi, circa 300.000 in più rispetto allo scorso anno. Non un semplice furto, ma un fatto che indigna e che fa discutere. Abbiamo raccolto l'appello dell'atleta paralimpica trevigiana Asia Pellizzari ai ladri, un appello rivolto ai ladri che hanno rubato l'arco con cui ha gareggiato proprio a Tokyo. Ha fatto tanti viaggi con me e tante esperienze e sono ed ero molto legati. L'arco che ho usato nelle diverse esperienze, tra cui sì, le Paralimpiadi, sì, a Tokyo. Asia Pellizzari, atleta paralimpica, parla così del suo compagno di vita, l'arco, che l'ha accompagnata in tante imprese sportive, non ultime le Paralimpiadi di Tokyo. Quello che per la 19enne di Mareno è molto più che un oggetto, da ieri non è più accanto a lei. Qualcuno nella notte tra martedì e mercoledì l'ha rubato insieme alla bicicletta della sorellina dalla veranda dove erano custoditi. Sparito insieme ad altre attrezzatura necessaria ad Asia per allenarsi e gareggiare. Attaccato all'arco c'era la faretra, il portafrecce, con all'interno i 2 sganci che servono per tirare e degli occhiali, oltre a una decina, 10-12 frecce. Al momento di andare all'allenamento Asia si è resa conto che il suo arco era stato rubato. Male, molto male, non sapevo neanche che cosa dire, ero senza parole. La giovane, da quando è tornata da Tokyo, si sta allenando per i prossimi impegni in programma, utilizzando proprio quell'arco realizzato appositamente per lei. Il mio arco è davvero molto prezioso per me e sì, non è più in produzione come gli sganci che mi servono assolutamente per tirare, come qualsiasi arco che io usi. Con i miei allenatori avevamo deciso appunto che mi avrebbe portato nelle prossime importanti competizioni, prima fra tutte il mondiale che ci sarà a Dubai a febbraio. Senza l'arco al momento non è possibile proseguire la preparazione. Senza gli sganci, senza gli occhiali, no, e quindi sono ferma. La giovane atleta si rivolge a chi ha portato via il suo arco. Sono disposta a dare un contributo se chi si è preso il mio arco ha fatto per bisogno, e se invece qualcuno avesse il desiderio di imparare ad usarlo, sono a disposizione. La speranza di Asia e della sua famiglia è che l'arco e la bici possano essere restituiti. E quell'arco rimarrà mio sempre, anche se nelle mani di qualcun altro, di altri. E quindi chiedo per favore di restituirmelo, che è addestrato a far centro solo con me. Un appello alle coscienze, quindi quello di Asia Pellizzari. Torniamo sullo sciame sismico che ha colpito in questi giorni l'Alto Trevigiano. C'è ancora tanta paura tra i residenti. La mia bambina mi ha chiamato: guarda papà, ti è sentito un forte boato, e tremava tutta la palazzina. E noi abbiamo una casa con quante vetrate, quindi abbiamo sentito proprio la botta proprio, e alla seconda scossa siamo scesi giù in giardino perché abbiamo detto stiamo qui tranquilli finché non è passato un po', e poi siamo risaliti in casa. 20 scosse in 48 ore, la zona tra Valdobbiadene e Miane ha tremato più volte. Ieri epicentro a Miane. Gli abitanti della vallata del quartiere del Piave si sono ritrovati nelle piazze fuori casa. Questi eventi così frequenti, perché un sisma ogni 5 anni insomma è una frequenza molto elevata, servono anche e soprattutto a ricordare a tutti che siamo in una zona ad elevata sismicità, e quindi bisogna fare tutto quello che serve per mettere in sicurezza la popolazione. Maggiormente sentite quelle avvenute nella notte quando tutti erano a letto. Ero a letto, ho sentito proprio come un boato forte e avevo un appendino appeso e ha cominciato a oscillare quello, e anche proprio una forte vibrazione, no? Ho preso tanto spavento. Colpi forti anche quelli di ieri là della notte, però ancora. Il secondo colpo, sì. Il consigliere regionale Tommaso Razzolini al momento del terremoto era in municipio a Valdobbiadene.
L'ho sentito sia ieri che ero proprio in municipio col sindaco in sede aggiunta, avevamo appena iniziato a parlare, abbiamo sentito prima la botta e poi subito dopo la scossa di terremoto siamo scesi in piazza col discorso che in piazza stanno facendo i lavori, qualcuno pensava che fosse qualche mezzo, in realtà era proprio una scossa di terremoto. La prima volta che sento tante scosse in poche ore, ci dice. Da quello che ricordo io è la prima volta, non ricordo scosse così forti e così vicine nella mia vita, ecco, da quando sono nato non me le ricordo. Nel 2019 è stato anche scritto un vademecum. Dà indicazioni delle aree di attesa da raggiungere in caso di calamità sul territorio comunale. In particolare una parte che trovo molto importante e innovativa di questo libretto sono le procedure di emergenza da adottare con persone con disabilità di vario genere. Sono stanca della politica urlata, stanca degli annunci e della mancanza di rispetto. Spesso è difficile per noi capire i percorsi che portano alle decisioni di questa maggioranza perché non veniamo coinvolti in alcun modo. Alla fine i numeri contano e tante nostre proposte sono state bocciate in questi anni. Così Liana Manfio, consigliere del Partito Democratico, ieri sera in Consiglio Comunale a Treviso ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni dopo 5 anni da assessore nella Giunta Manildo e 3 da consigliere comunale di opposizione. Ha deciso di concludere la sua esperienza. Al suo posto, lo vedete nelle immagini, è entrato il geometra Roberto Pizzolato. Oggi il passaggio di consegna, la presenza del capogruppo PD Stefano Pelloni e dei vertici comunali del partito. Pelloni che ha ringraziato Manfio per la sua attività. E ovviamente il rush finale per le elezioni amministrative del 2021. Il turismo resta un nodo cruciale per la città di Conegliano e il candidato sindaco Antonio Quarta dà la sua ricetta. Conegliano deve essere il centro di eventi che attirino in maniera importante tutto il turismo che si può avere nel Triveneto anche a livello sia nazionale sia europeo. Conegliano e il turismo, un connubio sul quale puntare attraverso l'arte, la cultura, la natura, l'enogastronomia, ma anche i grandi eventi che per Antonio Quarta, candidato sindaco con la lista civica Parè, non devono trovare spazio solo in centro storico, ma entrare anche nei quartieri. I grandi eventi devono coinvolgere tutti i quartieri di Conegliano, quindi pensiamo al centro storico, avere diversi punti di riferimento che possono essere Piazza Cima, Piazzale Zoppas, il Castello, Corte delle Rose, ma anche pensare di allargare gli eventi anche a tutti gli altri quartieri di Conegliano. Quindi devono essere degli eventi, dei festival che coinvolgano diversi punti della città in maniera tale che tutta Conegliano ne possa usufruire e possa avere vantaggi dal turismo. Investire sul turismo significa non solo valorizzare il patrimonio di cui è ricco il territorio coneglianese, ma anche garantire a chi arriva qui condizioni di vita ottimali. Dobbiamo migliorare la viabilità e il traffico in maniera tale che chi venga da fuori a Conegliano trovi non solo degli eventi importanti, ma anche una qualità della vita, un'aria respirabile. Al voto va anche Villorba. Questa sera conosciamo il candidato sindaco a 5 Stelle. Ho deciso di candidarmi perché la mia città, il mio comune, purtroppo sono 20 anni che la stessa amministrazione si sussegue e un'amministrazione un po' arroccata nelle proprie posizioni e ha guardato poco il futuro, soprattutto il futuro dei giovani e delle giovani coppie. Massimo Verniere, il sesto candidato sindaco alle elezioni comunali di Villorba che si terranno il 3 e il 4 ottobre, 59 anni, militante e attivista di lungo corso del Movimento 5 Stelle. Il nostro programma si baserà sicuramente sul sostegno alle famiglie in principal modo, anche perché dopo il periodo della pandemia ce n'è tanto bisogno, e quelli che sono i pilastri del Movimento 5 Stelle, cioè il consumo di suolo zero, la transizione ecologica e la cura del verde.
soprattutto sulla transizione ecologica. Noi siamo molto intransigenti, non vorremmo stop al cemento, soprattutto nelle zone che sono già state disastrate in questi ultimi 20 anni, e puntiamo soprattutto ai giovani. Lungimiranza e futuro che va costruito puntando sui giovani. Purtroppo i servizi per tutela delle famiglie tipo pulmino, scuolabus, buonipasto eccetera sono a pagamento, sono quasi tutti a pagamento, quindi bisogna sicuramente rivedere le soglie per l'accessibilità a questi servizi gratuiti. Un appello ai cittadini vilorbesi è quello di andare a votare. Sicuramente mi rivolgo ai giovani e soprattutto ai neodiciottenni e agli studenti. E considerate la transizione ecologica e guardate più al vostro futuro che alle cose. Prima di andare in pubblicità, un aggiornamento che arriva dal Padovano, ma è giusto darvi. Abbiamo aperto le nostre edizioni regionali. È stato isolato e portato in ospedale l'uomo che nel pomeriggio si era barricato in casa con un'arma in via Oberdan a Montegrotto. Poco fa l'irruzione dei carabinieri. Vi posso mostrare anche un'altra foto che ci invia dal posto la collega Chiara Gaiani, quindi così la situazione è rientrata. Adesso la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per parlare del via alla stagione lirica e concertistica del Monaco di Treviso. Ci sono centinaia e centinaia di componimenti musicali, opere e altro che sono nate in questo territorio e che costituiscono una radice profondissima che lega questa terra alla sua cultura e al popolo che qui lavora e vive. Si alza il sipario del Teatro Mario del Monaco a Treviso, che dal 22 ottobre ospiterà la stagione lirica e concertistica, animando il palcoscenico dello storico teatro trevigiano con l'ottica di mantenere viva l'identità territoriale. 3 opere liriche, quindi in sequenza ad ottobre il Don Pasquale, abbiamo l'Orfeo di Monteverdi in novembre e a dicembre abbiamo una Traviata assieme sempre ai teatri coproduttori di Padova e di Rovigo. Illustri artisti si susseguiranno sul palco e a chiudere il programma Let's Face the Music and Dance, una special edition della Traviata di Giuseppe Verdi. Poi ci sono 2 concerti straordinari, uno fra questi da citare è il maestro Grigorij Sokolov, uno dei più grandi pianisti del mondo attualmente viventi, che porterà un programma su pezzi di Schumann e 10 preludi di Rachmaninov. Dopo 2 lunghissimi anni di stop a causa della pandemia si può finalmente ripartire, ma resta il problema della capienza ridotta. I teatri sono luoghi di assoluta sicurezza dove si può entrare senza tema di essere contagiati e questo è il primo dato irrinunciabile. Il secondo dato è economico. Togliere il 20% di capienza significa togliere il 20% di bigliettazione e quindi il 20% di denaro. Auspichiamo quanto prima che il governo possa prendere una nuova decisione e arrivare al 100% come già stanno facendo altri paesi europei. Andiamo adesso a Belluno. Anche in ULSS Dolomiti dalle 12 di oggi tramite il portale regionale è possibile prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid per gli over 80. Il sistema di prenotazione tramite il codice fiscale verifica automaticamente le persone che possono ricevere questa terza dose vaccinale. Sono sempre disponibili gli spazi di Belluno Paludi, Feltre, ex Marangoni, Tei di Cadore e Agordo e pure il palaskating di Sedi. Con la vaccinazione delle persone over 80 in casa di riposo, fa sapere l'ULSS 1, avverrà direttamente nelle strutture. Industria e montagna, nuove occasioni di lavoro potrebbero arrivare con il progetto pubblico-privato lanciato oggi da una partnership pubblico e privata. Fare imprese in montagna è difficile. Contrastare lo spopolamento altrettanto. Una via per aiutare chi vuole restare a vivere e lavorare in questi territori è quella di dare nuove possibilità. Una di queste è quella di creare con Industria Radar Belluno qualcosa di assolutamente nuovo nel campo dell'innovazione
e della digitalizzazione, la Dolomiti Innovation Valley. La provincia ha colto l'opportunità della creazione di questo Digital Innovation Hub che rappresenta una svolta epocale per quanto riguarda l'innovazione della provincia di Belluno. Coinvolgere il privato, metterlo in contatto con il pubblico, favorire connessioni, sviluppare idee, trasformare start-up in occasioni di economia reale. Progetti ambiziosi, ma che con un hub finanziato e con le risorse messe a disposizione dal Fondo Comuni Confinanti possono diventare assolutamente reali. Io ritengo che sia un'opportunità di allargare quello che è la ricerca e sviluppo interna per poterla demandare o incrementare con soggetti terzi che hanno sicuramente idee nuove e le possono portare o mutuare da altri ambiti all'interno delle nostre aziende. Il Digital Innovation Hub consiste in azioni a sostegno della formazione per quanto riguarda la formazione anche degli studenti. Ricordo che la sede è all'Istituto Superiore Negrelli di Feltre e insieme poi a Confindustria svolge delle azioni che ricadono sulle aziende. Si è tenuta domenica scorsa la prima giornata di controlli del territorio da parte della Polizia Locale di Belluno nei giorni festivi. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati controlli della circolazione stradale, delle soste, degli accessi in ZTL e delle aree ecologiche. In totale sono state effettuate 14 sanzioni. Inoltre una persona è stata denunciata per furto di merce di modico valore in un negozio del centro. Gli agenti sono stati impegnati anche in attività di controllo in Neve Galla in occasione del trail del Colle. Cambiamo decisamente argomento e occupiamoci di un monitoraggio davvero particolare. Gallo, Forcello o Faggiano di Monte che dir si voglia, eseguito dalla provincia di Belluno il monitoraggio annuale dei tetraonidi di cui fa parte questa specie, oggetto di particolare interesse e tutela. Oggi insieme alla riserva alpina di caccia di Tambra abbiamo completato il monitoraggio del Faggiano di Monte, una specie di interesse conservazionistico, con la verifica del successo riproduttivo, cioè quanti piccoli una femmina adulta è riuscita ad emancipare. Ma contemporaneamente abbiamo fatto un sopralluogo sui lavori di miglioramento ambientali che riguardano la mughetta che aveva invaso un pascolo e faccio veramente un plauso ai soci della riserva, in particolare al suo presidente Saviane, per aver fatto questa iniziativa assolutamente importante, perché solo attraverso il mantenimento della biodiversità riusciamo a mantenere queste specie di interesse appunto conservazionistico. Nella riserva alpina di Tambre si è lavorato ad un miglioramento ambientale con il ripristino di superfici che con l'abbandono dell'alpeggio erano stati invase dal pino mugo. Si è ottenuta così la ricrescita di specie arbustive come il mirtillo, utili all'alimentazione dei tetraonidi. Il gallo forcello piuttosto che la pernice, piuttosto che il cotorno, la cotornice, sono specie che ci ha lasciato qui tra virgolette l'era glaciale, quindi sono specie che vanno trattate con i guanti, è proprio il caso di dirlo. I lavori di miglioramento boschivo rientrano nel piano Mughetta. Per esempio, sui pendii del Monte Guslon sono stati ricreati spazi a scacchiera per garantire le condizioni ideali per diverse specie, quali cotornice, francolino di monte e appunto il faggiano di montagna. Ci troviamo lungo le pendici del Monte Guslon, dove si sta portando a termine un intervento di ripristino ambientale mirato a favorire alcune specie di uccelli, in particolare il gallo forcello, il francolino di monte e la cotornice, che si trovano in uno stato di sofferenza a causa delle mutate condizioni ambientali che hanno portato alla costituzione di una intricata boscaglia di pino mugo. Gli habitat di specie e quindi il loro ripristino o mantenimento sono fondamentali nella determinazione di una popolazione animale. Non resta quindi che sperare che questi lavori possano continuare anche in superfici più ampie, monitorando l'efficacia nel tempo di quanto si andrà a fare in questa direzione.
Una sorta di paradiso per golosi e buongustai è il mercatino regionale francese, unico in Italia che porta in Piazza dei Martiri a Belluno un delizioso angolo di Francia riproposto in un pittoresco mercatino. La piazza principale della città nelle giornate dall'8 al 10 ottobre si riempirà con una trentina di stand dove produttori e artigiani d'Oltralpe presenteranno prodotti e specialità. Sarà possibile assaggiare, ammirare e acquistare innumerevoli tipicità come crepe, cioccolatini tipici, salsicce al sidro, foie gras, biscotti bretoni con 20 varietà di ripieno e tanto altro. Ancora appuntamento quindi dall'8 di ottobre in Piazza dei Martiri a Belluno, un angolo di Francia nelle Dolomiti. Quindi ci lasciamo così, non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e Belluno, e quindi tutto. Grazie davvero per l'attenzione, ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento e clima un po' più autunnale, ma vediamo insieme come sarà il tempo in questo inizio di ottobre. Sul Veneto giornata di venerdì caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge. Temperature un po' più in linea con la media del periodo, minime tra 10 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo la stessa situazione con un ampio soleggiamento e cielo sereno o velato senza precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 22 e 23 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo di fatto poche novità, perché anche qui avremo tanto sole un po' su tutti i settori, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 22 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.